Nasce il nuovo distretto del vetro artistico di Murano e del vetro del Veneziano. Lo ha stabilito la Regione Veneto, che ha affidato la guida al consorzio Promo Vetro, promosso da Confartigianato Venezia. Ce ne parla Ivan De Menego. Una cosa è il vetro artistico di Murano, tra le icone del Made in Italy più note a livello mondiale e per questo bersaglio della contraffazione, un'altra il vetro realizzato nella terraferma veneziana, ma anche nei vicini comuni delle province di Padova e di Treviso, che ha una propria identità e dignità, ma che è altro rispetto al vetro prodotto nelle fornaci muranesi. Per marcare questa differenza sostanziale, la Regione Veneto ha istituito il nuovo distretto del vetro artistico di Murano e del vetro del Veneziano, affidandosi come punto di riferimento al consorzio Promo Vetro promosso da Confartigianato Venezia. Il fautore di tutto questo è il consorzio Promo Vetro Murano, che insieme alla nostra associazione di riferimento Confartigianato Venezia, diciamo che il consorzio è un po' una delle perle, una delle gemme che ha in sé Confartigianato Venezia, aveva proprio l'esigenza ancora di più di delineare la differenza che c'è ed è sostanziale tra il vetro di Murano e tutto il resto del vetro che viene prodotto, non solo nelle nostre vicinanze ma anche sul territorio italiano e ancora di più in altri paesi. È dagli inizi degli anni 90 che Promo Vetro e Confartigianato Venezia conducono una battaglia per la tutela del vetro artistico di Murano, che allo stesso tempo tutela del produttore muranese, ma anche tutela del consumatore, che deve poter distinguere un prodotto originale fatto in laguna da uno realizzato altrove, quindi falso. Per aumentare la difesa di questi prodotti dalla tradizione millenaria, la cui produzione coincide con il territorio, Promo Vetro e Confartigianato Venezia hanno promosso nel 1992 il marchio Vetro di Murano, riconosciuto da una legge regionale che identifica i vetrai artigiani che realizzano prodotti DOC. Circa 10 anni fa è stata la volta dell'istituzione del Distretto del Vetro Artistico di Murano, a cui oggi si affianca il Distretto del Vetro del Veneziano, un nuovo passo avanti verso la tutela di questa definizione. Adesso questa legge però corre il rischio di rimanere lettera morta se non viene finanziata in maniera adeguata da parte della Regione del Veneto, perché come noi sappiamo le leggi restano solo e unicamente sulla carta se non ci sono le risorse adeguate per promuovere il distretto e promuovere le aziende che fanno parte del distretto. Pensiamo e auspichiamo che la Regione del Veneto non abbia fatto una legge per farla rimanere così a futura memoria in qualche cassetto, ma abbia fatto una legge in qualche modo operativa, e quindi auspichiamo che seguano risorse adeguate per sostenere il distretto del vetro.